10 secondi al via per il centrale di giornata, il premio Gigi Andreini, confronto per anziani di CD, prova equilibrata, Estasi di Noi, Crizze, i due più attesi, più o meno a pari quota, vicino nella valutazione il giocato Day of Glory, 6 per Nacea. Macchina in movimento, 1 Dolly F, 2 Nacea. 3 Estasi di No, 4 Elva Jet, 5 Critz, 6 Day of Glory. In seconda fila 7 Eritrea. Non toccano l'ala Nacea e Dolly F che cercano di prenderla più lunga possibile. Come al solito con cautela Day of Glory. La macchina stacca con veloce Critz che prova a scavalcare Estasi di No all'imbocco della prima curva. Critz che insiste su Estasi di No che mantiene per il momento la figura di dentro. Estasi al comando nei confronti di Nacea, Critz all'esterno, poi Dolly F, ancora Elva Jet, 200 metri in 14,1. Si ritrae Critz che cerca la terza posizione avanti a Dolly F, mentre si è scoperta subito Eritrea che punta con decisione in avanti. Stoppa da treno Estasi di No, arrivano però con velocità al suo esterno, ha mosso Dolly F in anticipo su Eritrea, 33 con una frazione in 16,2. Dolly F allo scoperto, ha andato in terza ruota Eritrea, mentre Critz finisce nei paletti perché la stoppata è stata drastica, è lui che tira, era in grossa difficoltà. Critz squalificato. squalificato. F all'esterno con Ishia Day of Glory, Eritrea si è riportata in ultima posizione, gli 800 metri in 1:1,7 per la leader Estasi di No che continua a controllare le operazioni nei confronti di Nacea in corda, Dolly F di fuori, Day of Glory in pariglia, poi ancora Elva Jet ed Eritrea. Il chilometro viene passato in 1:17,9, la mossa da parte di Day of Glory in terza corsia che prova a dare una mossa alla corsa, Estasi di No che riallunga, Dolly F sempre sul passo di fuori, Nacea in corda, poi Elva Jet ed Eritrea in coda, 14,5 di là, in vantaggio sempre Estasi di No che prova la fuga, in difficoltà sulla curva Day of Glory, così come Dolly F guadagna di dentro Nacea, ma intanto Estasi di No ha preso tra le lunghezze a tutti i rivali, entra in retta arrivo in chiaro vantaggio, Nacea che prova a inseguirla, poi di dentro il Jet al largo Dolly F nel finale. Estasi di No ha rubato il tempo a tutti scappando sulla curva, porta a casa il successo, al secondo posto Elva Jet, di dentro piega Nacea. 28,5 ad arrivare, 2 minuti e 4 decimi, 1:14,6 ragguaglio cronometrico per il successo di Estasi di No in percorso di testa. Carmine Piscoglio per il training e la proprietà del dottor Alessandrini. Vince la figlia di Nadal Sheba in agile percorso di testa, numero 3 dello schieramento. Porta a casa il successo, il 4 al secondo, il 2 al terzo, Estasi di No, Elva Jet, Nacea. Questi i primi 3 della sesta corsa, il premio Gigi Andreini, centrale del pomeriggio.